Un'associazione delle guide turistiche del Veneto, Confesercenti, lancia il progetto con la nuova presidente Paola Moressa, appena eletta, a rappresentare quest'area legata al turismo, ma non solo. Questi gli obiettivi, anche alla luce della nuova legge sulle professioni turistiche. Fondamentalmente, come già sta facendo magistralmente Federagit da anni, difendere la categoria, tutelare la categoria appunto delle guide turistiche e non solo, soprattutto creare un'importante rete, quindi creare relazioni con le amministrazioni delle varie città, quindi del Veneto dove noi fondamentalmente operiamo, ma con tutti gli operatori che non sono strettamente turistici, ma che sono collegati comunque ai flussi turistici, e quindi parliamo dei ristoratori, dei negozianti, degli albergatori, di tutti quelli che sono gli attori del turismo, anche perché ultimamente si sta fortunatamente diffondendo un nuovo tipo di turismo, che è quello del turismo degli individuali, che quindi è un turismo di qualità, ma che ha esigenze completamente diverse dal turismo di gruppo, dal turismo mordi e fuggi che sta 2 ore in città e poi se ne va. Su Padova si sta facendo molto dal punto di vista turistico, quindi abbiamo sia il turismo classico, diciamo, quindi i gruppi stanziali su Padova o i gruppi di passaggio. Quello che sta aumentando molto negli ultimi anni e che io personalmente sto anche seguendo è il cicloturismo, e abbiamo tutte le potenzialità, perché quindi il gruppo alloggia ad Abano e poi ogni giorno si fa un'escursione in bicicletta in un punto diverso. E questo piace sempre molto ed è appunto un tipo di turismo che si sta molto sviluppando, quindi principalmente con alloggio alle terme, quindi non soltanto il turismo termale in senso stretto, ma un turismo sportivo, quindi oltre fra l'altro al cicloturismo, il turismo da trekking, quindi sempre questi gruppi che alloggiano le terme e che poi scelgono di percorrere i sentieri del parco dei Colli Euganei.